Come vedete tu Lello riprendi Roberto, Roberto fa un'altra fotografia a Lello con la sua telecamera, il nostro mitico Lello vai Lello vai, così lo chiamano al Blue Star dove lui lavora e fa il DJ. A Santo Lussurgiu? No, oh sì, che è Santo Lussurgiu. No, allora, scusa, visto che stiamo registrando il videoclip, ma nel contempo stiamo anche realizzando uno speciale in occasione di questo 17 gennaio, credo sia importante comunque sottolineare alcuni aspetti di questo vostro album, dove si parla di maschere, di carnevale, dell'andar via dei spiritelli maligni. Allora, più che altro c'è 17 gennaio che sarà appunto il videoclip che parla appunto di questa giornata qua, proprio a Mamoiada. Non facciamo la ripetizione di prima però. No. Continuiamo il discorso perché c'era Sara che era... Se mi fai finire. No, però no, ti interrompo perché io faccio il conduttore e Sara era molto arrabbiata, molto nervosa perché non ti hanno... Non mi hanno soccato. Non ti hanno soccato? Perché non ti hanno... Perché non l'avete soccata? Sarà per soccarla. Passiamo a cose serie, Paul. Questo album si chiama Mascaras ed è uno spaccato di questa realtà che stiamo vivendo in questo tempo, non solo l'allegoria delle maschere carnevalesche, ma anche l'allegoria di un percorso fra falsità e realtà. Che stiamo vivendo in questo tempo più di ogni altro, credo, in tutti i livelli sociali, politici. È vero. E quindi è un album veramente ad ascoltare. È bellissimo, io lo posso testimoniare, però ritorno un attimino da tuo fratello, perché sempre dice, non mi fai parlare. No, assolutamente. Io solitamente faccio parlare lei perché a me è veramente... Ma lei è anche più carina, sinceramente. Beh, su questo non ci piove. E oggi è una bella giornata. Su questo non ci piove, è anche più giovane, bella. Vabbè, ma lasciamo perdere adesso, più giovane. È meglio di te, dai, diciamo le cose come stanno. Però ritorniamo al discorso di poc'anzi, cosa volevi dire? Roberto, sei tremendo, è tremendo. No, ma ritorniamo al discorso. Cioè, voi siete venuti qui lo scorso anno a Mamoiada. Allora, noi siamo venuti in mente questa cosa qui qua a Mamoiada, non è che ci è venuto in mente, era già in corso la preparazione del disco, dove c'erano già alcuni brani pronti, alcuni addirittura erano brani vecchi messi lì nel cassetto che sono stati tirati fuori, tipo Femmina, qualcun altro, tipo Non è per caso, però poi è venuto fuori un po' questo ambiente carnevalesco partendo proprio da qui, da Mamoiada, il 17 gennaio dall'anno scorso. È stata l'ispirazione il giorno di Sant'Antonio a Batte, e da lì è nata questa idea e poi è nato anche il brano Mascaras, dove appunto si parla un po' di tutte le maschere della Sardegna e come diceva Sara prima non è soltanto non si parla soltanto delle maschere per come sono le maschere nostre sarde fino a se stesse, ma c'è un'allegoria e una trasposizione dell'uomo fra maschera, ognuno di noi io penso che abbia una maschera, ed ecco questo vuole dire il disco. Infatti a un certo punto dice faula so veridade, mascaras, quindi a volte bugia o verità, ma c'è sempre quella maschera. Esatto. Dai, è bellissimo. Li fai uscita! Esci proprio quando stai per cantare di uscire.